Buongiorno, le principali notizie. Catania, assalto notturno con esplosione alla cassaforte del bancomat dell'ufficio postale di Piazza Tivoli a Tremestieri. 2 rapinatori a volto coperto fuggiti in auto. Attenzione ai danni che possono provocare i botti di fine anno. Gli esperti avvertono anche sui rischi per la salute. In aumento i disturbi respiratori per i più piccoli. I festeggiamenti diventano un vero e proprio incubo per gli amici a 4 zampe. La Sicilia si prepara a salutare il nuovo anno con 2 grandi eventi musicali di piazza nel cuore di Palermo e Catania. Tradizione e qualche originalità a tavola per iniziare al meglio l'anno nuovo. La CEI sceglie Catania per la Marcia Nazionale della Pace che partirà oggi nel pomeriggio da Piazza Stesicoro. 5 le tappe per diffondere il messaggio della non violenza contro le atrocità della guerra. Quest'anno Franco Battiato avrebbe compiuto 80 anni. A lui il Catania Jazz ha dedicato lo spettacolo dei dervisci rotanti, espressione della filosofia sufi molto amata dal maestro. Calcio, un 2025 di luce e ombre per il Palermo, dall'arrivo di Poyampalo all'eliminazione dei play-off e poi l'arrivo di Inzaghi e la chiusura al 4º posto. Calciomercato, il Catania chiude per Bruzzaniti. Nelle prossime ore le visite mediche, poi venerdì l'annuncio: l'attaccante ex Pineto sostituirà l'infortunato Ciccerelli. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione. Dunque c'è stato un assalto notturno con un'esplosione alla cassaforte del bancomat dell'ufficio postale di Piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. Siamo nel catanese, 2 i rapinatori in azione col volto coperto che poi sono fuggiti in auto. Eva Smampinato. Un'esplosione in piena notte, l'ennesima rapina violenta a Catania. Questa volta a subire i danni di una coppia di banditi è stata la posta di Piazza Tivoli a Tremestieri Etneo. Tra le 3 e le 5 del mattino 2 uomini col volto coperto hanno fatto esplodere la cassaforte di questo banco posta, facendo saltare in aria il sistema di sicurezza e fuggendo poi a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania insieme agli uomini della scientifica e agli artificieri per mettere in sicurezza l'area e avviare i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre resta ancora da chiarire l'entità del bottino. L'ufficio postale è rimasto chiuso al pubblico, un episodio che si aggiunge a una serie di rapine registrate nelle ultime settimane a Catania e provincia, alcune anche particolarmente violente, e che riaccende l'allarme sicurezza sul territorio. Trasportavano 220 kg di fuochi d'artificio professionali in un furgone. 3 catanesi così sono stati arrestati a Santa Venerina, siamo sempre nel catanese. 2 di loro erano in possesso del patentino per maneggiare i fuochi e si sono giustificati dicendo di dover allestire uno spettacolo per le proprie famiglie di vicini di casa, versione alquanto inverosimile considerati i costi di produzione. E restiamo in tema perché nel siracusano sono stati sequestrati 320 kg di botti di Capodanno illegali e 5.000 petardi. E dunque attenzione ai danni che possono provocare, avvertono gli esperti, in aumento i disturbi respiratori anche per i più piccoli, ma i festeggiamenti diventano un vero e proprio incubo per gli amici a 4 zampe. La denuncia di EMPA e WWF. Orazio Longo. Niente fai da te e non raccogliere i botti inesplosi. Il decalogo degli esperti sui festeggiamenti di fine anno tende a limitare i danni di un racconto che anno dopo anno tramanda storie di lesioni, traumi, amputazioni, se non ancora di peggio, ad adulti e bambini che incautamente si avvicinano all'uso di petardi e fuochi d'artificio. In fase di prevenzione si moltiplicano le ordinanze di divieto nei vari comuni, anche a Catania, quella del sindaco Trantino, per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità. Ma non basta. I pediatri puntano l'attenzione ai disturbi respiratori dei più piccoli causati dall'inalazione dei fumi prodotti dai materiali pirotecnici, un fenomeno in aumento negli ultimi anni. Ma quello che accade tradizionalmente la notte del 31 dicembre non riguarda solo gli uomini. Ad essere coinvolti sono anche gli amici a 4 zampe.
Dopo la morte di un cane a Firenze, ucciso per lo spavento dal rumore dei botti, il WWF rinnova l'appello a fermare i fuochi di Capodanno. L'ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, parla di panico e lancia un vademecum per aiutare gli animali domestici a superare la notte più spaventosa dell'anno. Preparare uno spazio sicuro, individuando una stanza tranquilla, lontana da finestre e rumori esterni. Non lasciare solo l'animale perché la presenza di una persona gli dà sicurezza, non sgridarlo e cercare di mascherare il rumore con parole o musica, mantenendo sempre un tono di voce calmo, sperando che tutto passi presto. E la Sicilia si prepara a salutare il nuovo anno con 2 grandi eventi nel cuore di Palermo e Catania. Eva Smampinato. Il conto alla rovescia è ormai incominciato e la Sicilia si prepara a salutare il nuovo anno con 2 grandi eventi nel cuore di Palermo e Catania. Nel capoluogo torna il tradizionale concerto di Capodanno in Piazza Politeama. Dalle 20 musica e intrattenimento con Arisa, gli speaker Marco e Raff e una lunga selezione disco. Allo scoccare della mezzanotte il brindisi con il sindaco Roberto Lagalla e poi il palco passerà ai The Colors, chiamati ad aprire il 2026 davanti ad una platea di 16.000 spettatori. Massime le misure di sicurezza, varchi controllati, limitazioni al traffico, divieto assoluto di botti e petardi con sanzioni severe per i trasgressori. A Catania invece la pioggia non ferma la festa in Piazza Duomo. Dalle 20:30 spazio alla musica con Zapato, Colorindaco, Caballai, Beddi. Poi sarà la volta del talento di Delia, che ha portato con grandi risultati la musica siciliana sul palco e sul podio di X Factor. Dopo di lei Marina Rei e dalla mezzanotte lo showcase di Gali. Lo spettacolo, condotto da Ruggero Sardo e Desiree Ferlito, sarà seguito anche in Piazza Università grazie ai maxi schermi. Sarà un'occasione per incontrarci, per salutare il 2025 e per farci migliori auguri per l'anno nuovo che arriva. Gli stessi auguri che vi faccio adesso, con tanta gioia e un pizzico di emozione. Vi aspetto sul palco più importante della nostra città, questa sera a partire dalle 21 con il grande Capodanno di Piazza Duomo. Stasera insieme all'amico Ruggero Sardo sarò alla conduzione del Capodanno di Piazza Duomo, uno scenario unico e straordinario come la nostra Piazza Duomo e tantissimi gli artisti nazionali che arriveranno su quel palco stasera per salutare insieme a voi l'inizio di questo splendido 2026. Ingressi contingentati, metro aperta fino alle 3 del mattino e un rigido piano di sicurezza per garantire una notte di festa all'insegna della serenità. 2 città, un solo obiettivo, iniziare il 2026 in musica. E adesso salutiamo il 2025 ricordando i principali fatti accaduti in questi 12 mesi. Lo facciamo con Emanuela Corsi. Il 2025 sta per concludersi ed è tempo di bilanci. Agrigento sta per chiudere il suo difficile anno da capitale della cultura, tra polemiche, la pioggia caduta dal tetto del Teatro Pirandello sugli orchestrali, i tombini asfaltati poi cercati con i metal detector, gli strafalcioni grammaticali sui cartelloni. Un anno in cui troppi giovani sono stati vittime, ma anche protagonisti negativi dei fatti di cronaca. Risse degenerate finite nel sangue, spedizioni punitive, scene da Gomorra per le vie delle città. Una realtà che ha superato le fiction televisive, come a Monreale, dove 3 ragazzi sono morti durante una sparatoria, o a Palermo, dove un giovane ristoratore è stato ucciso con un colpo di pistola per sedare una rissa. O ancora a Messina, dove Sara Campanella, studentessa universitaria, è stata accoltellata da un collega per un rifiuto. Una Sicilia che piange i suoi figli scomparsi per mano di altri giovani che con le armi e la violenza si sentono più forti e pensano di conquistare così il rispetto. Giovani invece fragili, incapaci di gestire delusioni, sconfitte e rifiuti. Il 2025 è stato anche l'anno degli scandali che hanno travolto la sanità siciliana, giri di mazzette e appalti truccati da decine di milioni di euro, mentre c'è chi ha dovuto attendere anche 8 mesi per un referto. Su tutti il caso della professoressa Maria Cristina Gallo, morta per i ritardi degli esami istologici all'ASP di Trapani, diventata il simbolo di questa malasanità. Inchieste anche nella politica siciliana, con l'arresto eccellente di Totò Cuffaro, già condannato nel 2011 a 7 anni di reclusione. Sullo sfondo restano i problemi di sempre, siccità, strade con la broda, autostrade, ostaggio di cantieri infiniti, mentre si continua a parlare di ponte sullo stretto che anche quest'anno resta solo un progetto sulla carta. Intanto questo Natale è stato proibitivo a causa dei costi dei biglietti aerei per tanti fuorisede che sono tornati a casa con il Sicilia Express. Nel 2025 ci ha lasciato un simbolo della Sicilia, Pippo Baudo, che ha scelto la sua Militello per l'ultimo saluto. Proprio Baudo disse:
La nostra terra ha subito tante devastazioni morali e materiali. Anche la natura qualche volta si è accanita contro la nostra terra attraverso i terremoti. Eppure che cosa è rimasto intatto? È rimasta una bellezza infinita, unica al mondo. Amara terra mia, amara e bella. Il bello vincerà, sono sicuro. Il bello trionferà. E Catania è stata scelta dalla Conferenza Episcopale Italiana per la 58esima Marcia Nazionale della Pace, che partirà oggi pomeriggio alle 15:30 da Piazza Stesicoro. 5 le tappe tra chiese, piazze e il porto della città per diffondere il messaggio della non violenza contro le atrocità della guerra. Simona Mazzone. Siamo a Catania per dire che vogliamo la pace e vogliamo preparare la pace. Parte da Catania la 58esima Marcia Nazionale per la Pace, promossa dalla CEI, che quest'anno ha scelto proprio il capoluogo etneo con l'arcidiocesi e numerose realtà religiose e civili, tra cui Azione Cattolica, Acri, Caritas, Libera e Pax Christi. Quest'anno siamo venuti qui da tutta Italia a Catania, che è una città bella, importante, con tanti messaggi di pace che può dare, per dire che siamo noi chiamati a costruire la pace. Si parte da Piazza Stesicoro per toccare 5 tappe tra chiese, come San Biagio per ascoltare Pizza Balla da Gerusalemme, e poi piazze e il porto della città, con testimonianze nazionali e internazionali, interventi su dialogo interreligioso, educazione alla pace e impegno civile. Non c'è via che si possa percorrere per costruire la pace che non nasca dalla preghiera, non nasca dal ritrovarci attorno all'Eucaristia e chiamare Dio con il nome di Padre. La pace sia con tutti voi, verso una pace disarmata e disarmante, il messaggio di Papa Leone XIV. La marcia che la Chiesa italiana promuove dal 1968 e che anticipa la giornata mondiale della pace del 1° gennaio è un gesto pubblico di preghiera, testimonianza e responsabilità storica contro il riarmo, per ribadire che la guerra è una follia. Da qui l'invito a non rassegnarsi alla globalizzazione dell'impotenza, ma a scegliere la via della pace come costruzione concreta e quotidiana. Una breve pausa, poi andremo a Catania per il tradizionale San Silvestro a mare. Sport, tradizione e goliardia a Catania sotto la pioggia battente si è rinnovato l'appuntamento con la San Silvestro a mare, 4ª vittoria consecutiva e record per Riccardo Torrisi. Sentiamo Tonino De Mana. Più un'impresa sportiva che goliardica, soprattutto per le condizioni meteo, con la pioggia protagonista dell'edizione 2025. Riccardo Torrisi batte anche le intemperie e cala il poker, ovvero mette il suo nome per la 4ª volta consecutiva nell'Albo d'Oro della San Silvestro a mare, tradizionale appuntamento che si rinnova dal 1960, fermato solo per 2 anni dall'emergenza Covid. Riccardo, palanotista in forza all'Ortigia, taglia il traguardo, mentre noi ci districhiamo tra spettatori e indomiti concorrenti. Il fiatone è tanto, la soddisfazione altrettanto, un bacio e sono 4. Sì, assolutamente. Quest'anno è stato con un tempo un pochettino più difficile, però ci piace lo stesso e partecipiamo e siamo presenti. Le tue sensazioni? Le mie sensazioni, ogni anno, questo è il 4º, sono sensazioni sempre più belle e l'emozione è sempre unica, quindi... Tra gli spettatori il sindaco Enrico Trantino. Tutti quanti volevamo vedere la performance di questi eroici nuotatori e avevo pensato di tuffarmi pure, però in effetti mi sono reso conto che l'ultimo bagno l'ho fatto a metà agosto, quindi ho detto no, non se ne parla assolutamente. Che sia un 2026 come tutti quanti lo desiderano. Starter d'eccezione il presidente Fin ed ex assessore Sergio Parisi. Sono certo che la prossima edizione sarà col sole che spaccherà le pietre, sempre con più atleti. E già si pensa all'edizione 2026, magari con il sole, ma con una grande novità. La svelano proprio Trantino e Parisi. E tra l'altro potrebbe essere anche questa un'immagine storica, perché non è escluso che l'anno prossimo questo ponte non ci sia più, visto che a gennaio cominciano i lavori, e questa è una cosa che abbiamo fortemente voluto con Sergio. Mancherà il ponte, non certo l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. Dalla cucina alla sala i ristoranti si preparano al cenone di Capodanno, tradizione e originalità a tavola per iniziare al meglio l'anno nuovo. Veronica Barbarino. Il conto alla rovescia per la notte di Capodanno è iniziato, sale prenotate da settimane e menù studiati nei minimi dettagli. Chef e brigate di cucina lavorano senza sosta, mentre in sala si cura l'atmosfera. La sala apparecchiata con i posti a sedere per tutti.
e il cibo verrà servito a buffet, distribuiti in entrambe le aree. Ci saranno bollicine, vini bianchi e rossi. Si punta sui piatti della tradizione italiana, ma con un tocco di originalità. Dal bollito misto al cocktail di gamberi, al classico vitello tonnato, alle patate duchessa, piatti che comunque hanno fatto un po' la storia dell'Italia e che a noi oggi piace rivivere in chiave leggermente un po' più moderna e tradizionale. E ovviamente non possono mancare le lenticchie. Simbolo di fortuna e prosperità, sono obbligatorie per garantire un sereno anno. E accanto ai grandi classici, i dolci della tradizione italiana. Tra cui tiramisù, profiterol e la torta della nonna con crema pasticcera. In questo momento stiamo riempiendo i profiterol. Tra convivialità e brindisi di mezzanotte, importante è la voglia di condividere sorrisi, emozioni e nuovi inizi. Auguri per un felice anno nuovo pieno di dolcezza. Quest'anno Franco Battiato avrebbe compiuto 80 anni e lui il Catania Jazz ha dedicato al Teatro Metropolitan lo spettacolo dei dervisci rotanti, espressione della filosofia sufi dal maestro molto amata. Lorena Dolci. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. È lui che ce li ha fatti conoscere, il maestro Battiato, mettendo i dervisci rotanti insieme alle balinesi e ai danzatori bulgari. Tutto ruota intorno alla stanza, come questa danza ipnotica al suono di flauti e tamburi. 4 dervisci e 8 musicisti, un ensemble turco capitanato da Süleyman, legato per anni a Battiato da amicizia. Ci siamo conosciuti nel 93 e da allora abbiamo avuto sempre una profonda connessione, racconta. Battiato amava molto la nostra musica, il flauto ney che suono io e la filosofia sufi. Anche le sue canzoni sono piene di filosofia. Io sono sempre stato un suo fan. Le braccia aperte come ali, una mano rivolta al cielo e l'altra a terra. I dervisci girano in senso antiorario, prima piano e poi sempre più velocemente, fino a compiere 30 giri al minuto. L'allenamento è molto duro, si comincia con delle tavole di legno e ci vogliono almeno 2 anni per abituarsi alle vertigini. Questo è l'allenamento fisico, poi c'è anche quello spirituale, per correggere se stessi e credere in Dio. Un rituale sacro antichissimo, dichiarato patrimonio dell'umanità, così solenne da lasciare perplesso parte del pubblico, che affascinava molto invece Battiato, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni, una tappa fondamentale nella sua ricerca della verità, il suo centro di gravità permanente. Una breve pausa, poi la pagina dello sport con il calcio, il bilancio del Palermo e le ultime del calciomercato, perché il Catania chiude per Bruzzaniti. Calcio, un 2025 di luci e ombre per il Palermo, dall'arrivo di Poyampalo all'eliminazione dai play-off e poi l'arrivo di Inzaghi e la chiusura al 4° posto. Ma i rosanero sperano che il 2026 possa essere l'anno della svolta. Marco Gullà. 3 foto che vanno a sintetizzare in breve il 2025 del Palermo, un anno ondivago per i colori rosanero. L'arrivo di Joel Poyampalo nel mercato di riparazione sembrava poter essere la svolta per la corsa verso la promozione diretta, ma così non è stato. Il Palermo tra alti e bassi si è qualificato ai play-off, ma prima gara al Menti di Castellammare la Juve Stabia ha dominato e sbattuto fuori i siciliani. Il terzo crocevia del 2025 rosanero è sicuramente l'approdo di Pippo Inzaghi, colui che nel 2026 dovrà provare la grande impresa, ovvero condurre il Palermo alla Serie A. Un primo risultato Inzaghi lo ha già raggiunto, ovvero quello di mantenere il rosanero in prima classe, ma davanti corrono forte e se il Palermo vorrà mantenere i ritmi di Venezia, Monza e Frosinone dovrà certamente fare qualcosa in più e non perdere punti per strada come già successo in diverse gare di questo campionato. L'arrivo di Carlo Osti come direttore sportivo ha certamente dato garanzie e quella solidità dirigente
dirigenziale che mancava con i suoi predecessori. Osti ha condotto ottime sessioni di mercato e dovrà ancora una volta superarsi in quella imminente di gennaio. Brunori è ormai con le valigie in mano e in attesa del check-in per volare a Genova, sponda blu cerchiata. L'attaccante lascia il Palermo in prestito secco, operazione opinabile, considerato che un giocatore come Brunori poteva essere la chiave per altre trattative in entrata. Al posto suo potrebbe arrivare Pierini dal Sassuolo, difficili le piste che portano a Tramoni e Moreo. In difesa è invece ancora un rebus, il possibile ritorno di Magnani. Il Catania chiude per Bruzzaniti nelle prossime ore le visite mediche, poi venerdì l'annuncio. L'attaccante ex Pineto sostituirà l'infortunato Cicerelli. Marco Carli. Giovanni Bruzzaniti al Catania, atteso per le visite mediche dopo l'ufficializzazione all'apertura del mercato. Poi il giocatore sarà a disposizione di Toscano, in teoria già per la partita con il Foggia. Gli ultimi colloqui fra le società, Catania e Pineto, hanno portato a limare i dettagli anche su alcuni bonus per la società abruzzese. In totale l'operazione sfiora i 500.000 euro. Per il giocatore 3 anni e mezzo di contratto. D'Andrea, in una trattativa slegata, ora in prestito al Pineto, sarà acquisito definitivamente dagli abruzzesi per una cifra vicina ai 70.000 euro. Bruzzaniti era il giocatore indicato per prendere il posto di Cicerelli dopo il brutto infortunio rimediato dal numero 10 con il Latina. Le ultime stagioni sono state di grande livello per l'attaccante, classe 2000, 15 gol, 6 assist nel 2024-2025, 9 reti, 8 assist nella prima metà di quest'anno e adesso l'arrivo in una piazza importante dove di certo il giocatore vorrà conservare lo stesso ritmo. Tutto più difficile ma anche con ambizioni diverse. Il primo squillo è del Catania, la lotta per il vertice in attesa di ritrovare le avversarie dirette sul campo è e sarà anche sul mercato. E ripercorriamo il 2025 del Catania fra crescita sul campo e nella dirigenza, il primato in classifica e l'acquisizione di Torre del Grifo. Ancora Marco Carli. La fotografia del 2025 del Catania la scatta la Lega Pro, 66 punti totali. Nell'anno solare rossazzurri primi davanti a Benevento e Cerignola. Nella stagione scorsa non c'era la Salernitana, in cima il dato resta significativo. È passato un anno, dalla fine del girone d'andata della scorsa stagione alla fine di questa, il Catania è passato da un'anonima posizione di metà classifica a fine 2024 al primato di fine 2025. Un'altra vita, perché al di là della classifica il 2025 è l'anno della crescita nel segno delle differenze nei numeri, come detto, ma anche delle analogie e dei progetti condivisi. Il Catania ha cominciato e finito l'anno con lo stesso allenatore, Toscano, un segno di continuità, come una società che cresce, temprata anche dagli errori del passato, con nuove figure, con ruoli definiti. Il finale della scorsa stagione è stato comunque inattivo. Col Pescara sarebbe bastato un gol in più o uno in meno subito per avere la meglio sulla squadra che poi sarebbe stata la vincitrice dei play-off. La società è ripartita contro un nuovo avversario che era stato a Catania. Una sfida costante sul mercato. Ai colpi della Salernitana, il Catania risponde irrobustendo in ogni ruolo un gruppo già valido. L'avvio, fatta salva l'eliminazione dalla Coppa, è importante. Poi arriva la debacle di Cosenza. Il Catania impara dai suoi errori. In casa è una macchina perfetta. Fuori casa qualche intoppo, come a Casarano, ma anche alcuni approcci decisi che indirizzano i match. Il risultato è il primato, seppur in coabitazione. Il tutto, mentre la società, altro dato di questo 2025, riprende possesso di Torre del Grifo, la casa del Catania dove i rossazzurri torneranno nel 2026. Progetti in campo e fuori e fiducia. C'è un obiettivo da coltivare. Prima di chiudere un aggiornamento dall'ANSA perché trascorrerà il Capodanno a casa Valentina Peonio, la donna ferita con un colpo di fucile sparato in piazza Nascea a Palermo nella notte fra il 19 e il 20 dicembre. La donna infatti è stata dimessa oggi dal reparto di chirurgia plastica di Villa Sofia. Questa era l'ultima notizia, almeno per questa edizione. La prossima, ve lo ricordo, alle 19. Grazie per l'ascolto e tanti auguri da parte della redazione per un sereno 2026.